Questa è la terza edizione dello Street for Meet, un evento che è nato proprio con l'idea di coinvolgere i giovani e di fargli vivere il paese, portando dei workshop, dei laboratori con attività che potessero appunto attirare i giovani. E anche il nome Street for Meet è proprio la strada per incontrarsi, quindi creare anche dei luoghi di aggregazione e di socializzazione in strada. E quindi questi 2 giorni dove abbiamo fatto diverse attività, tra cui abbiamo fatto la Street for Color, che come si vede con la corsa per Sernaglia con tutti i colori, e poi ci sono diversi laboratori e attività che liberamente giovani ma anche le famiglie possono aderire e partecipare. Un workshop di graffiti, un laboratorio di skate, ci sono degli artisti di strada che faranno degli spettacoli anche per i più piccoli e quest'anno, grazie anche a una collaborazione con l'Academy di Radio Peter Pan, c'è anche il laboratorio per DJ e speaker, e questa sera è la serata di Radio Belle Monella. Ecco, moltissimi giovani e moltissime famiglie, qual è l'importanza di questo evento? L'importanza dell'evento è proprio quello di coinvolgere la popolazione, la cittadinanza in un evento educativo di socializzazione e aggregazione, dove trovarsi tutti insieme e in qualche modo effettivamente ritrovare anche quel senso un po' di essere comunità. E infatti lo Street for Meet nasce anche con l'intenzione, appunto, come dicevo prima, di la strada per incontrarsi e stare insieme, ma è anche un evento che, oltre a chiudere l'estate, per noi come amministrazione comunale serve anche da lancio per tutte le iniziative che con il progetto Sernaglia Generazione Giovani poi portiamo avanti durante l'anno, dove i giovani possono partecipare a diverse attività. Ecco, qualche ringraziamento? Sicuramente per questo evento mi sento di ringraziare l'Associazione di Festeggiamenti Sernaglia, che insieme all'amministrazione comunale ha organizzato tutto l'evento, e ringrazio anche Banca della Marca che ci ha sostenuto per la realizzazione.